Buongiorno a tutti! Ecco che oggi vediamo le partite del neo campione del mondo a tempo rapido. Un giocatore che per molti potrebbe essere sconosciuto fino ad oggi, fino a ieri, che è l'Uzbeko Abdusattorov. Lodirbek, un nome difficile, però questo ragazzo di classe 2004, 2004, ovvero che ha meno di 20 anni, è già un campione del mondo. Ha quasi 2600 punti Elo Rapid. Diciamo che poi ha anche diciamo un curriculum stupendo perché a 8 anni è diventato campione del mondo Under 8, ha battuto giocatori fortissimi già a 9 anni, quindi un bambino prodigio che ha visto coronare il suo successo in questo torneo, dove ha battuto giocatori, tra i giocatori più forti al mondo con stili diversi. Per esempio ha battuto Caruana, ha battuto Magnus Carlsen, ha battuto Gelfand, ha battuto Aronian, a volte prendendosi anche rischi, giocando posizioni innovative che si era preparato bene, a volte cedendo alcune caselle deboli. E così comunque oggi e la prossima volta guarderemo come, diciamo, è iniziata questa vittoria, questo torneo vittorioso e come è finito. Vedremo la prima partita contro l'esperto giocatore israeliano Viktor Michalewski, che ha un elo rapid di 2366 punti, ma a tempo lungo un elo molto più alto. È un giocatore molto molto esperto che scrive articoli e libri di teoria costantemente, un famoso allenatore. Vediamo cosa accade in questa partita. Vedremo come con grande autorevolezza, ma anche con grande semplicità, il futuro campione del mondo mette in atto principi di apertura che già a livello base si possono adottare, ovvero conquista del centro, maggiore facilità di coordinazione tra le due ali della scacchiera, sacrificio e attacco decisivo. Vediamo cosa succede. E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4, la partita italiana, alfiere C5, C3, cavallo F6, D3. D4 è il cosiddetto gambetto italiano che oggigiorno non si gioca più molto perché ci sono molti modi per neutralizzarlo. D3 è il cosiddetto gioco piano che si gioca nella stragrande maggioranza delle partite dell'Elite. A sto punto Michalewski giocò A5. Perché A5? Per dare una casella di fuga all'alfiere in A7 o anche andare in B6, ma si evita al bianco di guadagnare spazio con B4 ed A4. Il bianco arrocca, il nero gioca D6, il bianco gioca a torre E1, difendendo E4 e supportando la spinta in D4. Nero gioca H6 in modo da evitare alfiere G5, perché il nero non vuole arroccare permettendo alfiere G5, perché non so, se il bianco avesse giocato alfiere G5 prima, magari il nero avrebbe potuto giocare piani addirittura con G5, poi magari può lasciare il re al centro, arroccare lungo, ok, vuole lasciare il re al centro, ma se il nero si arrocca corto, giocare H6 G5 diventa un pochino più rischioso, quindi il nero eh, gioca H6, appunto per evitare alfiere G5 arroccare lungo la mossa dopo. Il bianco gioca a cavallo BD2, un piano tipico del gioco piano, che è mettere il cavallo in F1 e poi in G3 o più raramente in E3. Il cavallo in G3 controlla alcune case dell'ala di re come F5 H5 e sarà, diciamo, un potenziale attaccante nell'ala di re. Arrocco, cavallo F1, inizia l'accumulo di pezzi nell'ala di re. Torre 8, cavallo G3. Ora il pedone in E4 è molto ben difeso e D4 può essere in arrivo. Nero gioca alfiere B6 per non subire D4 con guadagno di tempo. A4 gioca il bianco per prendere spazio, mossa stile Alfa 0. Alfiere E6, ecco a questo punto, bellissima mossa, alfiere B5. Perché alfiere B5? Ok, l'alfiere non si può più attaccare con A6. Da B5 non si minaccia tanto di cambiare il cavallo, si crea un'inchiodatura e si potenzia D4, no? Che può arrivare anche con D5, con forchetta.
Al contrario, alfiere per E6, torre per E6 avrebbe semplificato agevolando le possibilità difensive del nero e la partita avrebbe potuto scivolare verso un pareggio. Fiere B5 punto esclamativo, che perché il bianco si accinge ad acquisire un vantaggio di spazio centrale, nel caso in cui sia un vantaggio centrale è bene tenere i pezzi. Nero gioca alfiere D7 per schiodare il cavallo, su alfiere G4 per inchiodare il cavallo in F3 ed indebolire il controllo del bianco sulla casella in D4, il bianco avrebbe potuto giocare H3 e rinunciare momentaneamente a D4, ma la casa in F5 è molto indebolita, si può collocare un cavallo in F5 e c'è una fortissima pressione contro G7 e H6, ci sono nell'area attacchi contro G7, sacrifici, e il bianco avrebbe un attacco estremamente pericoloso. Nero gioca quindi alfiere D7, a questo punto D4, avanti tutta. Il nero a questo punto, diciamo, magari ha paura di un eventuale D5, non riesce a reggere la tensione, gioca E per D. E per D, forse a volte è meglio cercare di non fare nulla e aspettare, però il bianco ha già vantaggio centrale, per D, C per D può accrescere il vantaggio centrale del bianco, ma ok, il nero gioca cavallo B4 per occupare questo avamposto in B4 che non può essere più controllato dai pedoni bianchi, ma ok, è interessante che in questa partita, anche in partite che non vedremo, Abdusattorov ha giocato con uno stile che tendeva a lasciarsi creare caselle deboli il cui sfruttamento non portava a grandi cose. Il cavallo in B4 è fastidioso, è bello da vedere, ma non fa neanche tanto e noi possiamo giocare intorno a queste caselle senza occuparle. Il bianco gioca quindi alfiere per D7, donna per D7, torre A3. Torre A3 è una mossa misteriosa che sfrutta il vantaggio di spazio. A cosa serve la torre in A3? La torre in A3 in realtà è un potenziale attaccante sull'ala di re. E appena i cavalli si spostano, la torre potrà inserirsi con effetti devastanti nell'ala di re. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. Quindi appunto vantaggio di spazio, più facilità di manovrare pezzi su entrambi le ali. Essendo più ristretto il nero non può fare lo stesso. La torre in A6 per andare alla di re avrebbe notevoli ostacoli, soprattutto il pedone in D6. Nero gioca torre a D8, H3 per farsi un buco per il re. Nero gioca C5 per provare a controgiocare al centro. Ecco, in questa posizione il bianco ha molti modi di andare a stare meglio. Probabilmente in una partita a tempo lungo il bianco potrebbe giocare D5 con vantaggio di lungo termine, perché poi il cavallo in F3 può manovrare o verso l'aggressiva casa in F5 o verso la posizionale casella in C4, che è molto potente. Il bianco starebbe molto meglio. Poi potrebbe provare un'avanzata pedonale del pedone F, in F4 in E5, ma adesso Abdusattorov ne aveva voglia di rompere il ghiaccio già dal primo turno in modo molto aggressivo e gioca alfiere per H6 due punti esclamativi, anziché D5 alfiere per H6. Perché questa mossa? Perché c'è vantaggio di spazio. Il nero ha pezzi sull'ala di donna che non possono contribuire bene alla difesa nell'ala di re, quindi i pezzi del bianco, la donna, la torre, i cavalli, potranno portarsi appunto all'attacco del monarca nemico e la posizione nera potrà essere presto devastante. Appunto il bianco ha una superiorità di attaccanti. Quindi un sacrificio difficile da calcolare, tutto molto intuitivo, ma l'intuito dei campioni a volte funziona. Nero gioca G per H6, donna di 2, minacciando il pedone in H6. Il nero a questo punto è disperato e gioca a cavallo H7 perché? Per provare a fare entrare in gioco le torri, secondo ciò che è successo in partita. Re H7 per difendere il pedone in F5 avrebbe fallito perché il bianco ha tanti attaccanti, si rinnova la minaccia contro H6 seguita dal matto, su cavallo G8 potrebbe seguire la geniale cavallo G5, due punti esclamativi, con l'idea che su H per G, donna per G5, il bianco ha innumerevoli minacce, tra cui donna H5, con quasi matto, se nero fa una mossa qualunque, donna H5, cavallo H6, il bianco vince, e in più ci sono anche le minacce di portare in gioco torre G3, donna A sulla H, o prima donna sulla H e torre G3, con attacco devastante. Notare
la differenza numerica e di forze tra gli attaccanti e i difensori. Il nero difende solo con questo cavallo, il bianco ha 3 attaccanti potentissimi. Detto questo, ok, il nero avrebbe potuto non accettare il cavallo, ma l'attacco del bianco torre G3 con idea donna F4, donna H4 sarebbe stato presto totalmente distruttivo. E il nero quindi ha deciso di giocare cavallo H7 per alzare la torre. Cavallo F5 e qua torre E6, che probabilmente è già l'errore decisivo. Secondo il motore, re H8, con l'idea di rispondere a donna per H6 con torre G8 sarebbe meglio, ma il bianco avrebbe mantenuto ottime chance di attacco con cavallo per H6, dia di E5, donna F4, sia dopo C per D4, cavallo per D4 o cavallo G5 attaccando F7, un'enorme quantità di pezzi bianchi sta ronzando contro il re nero. Cavallo per donna per si stanno ronzando appunto come le mosche che danno un fastidio enorme, soprattutto se ci mettiamo nei panni del re nero, e soprattutto dal punto di vista pratico il bianco avrebbe un attacco decisivo. In partita il nero provò a difendersi con torre E6, a questo punto D5, punto esclamativo, ora la torre deve decidere cosa fare, torre F6, cavallo per H6, incassando il secondo pedone, quindi il bianco, per chi ha avuto modo di prendere visione del corso Harakiri, sui sacrifici di lungo termine, ha tutto questo attacco in cambio di soltanto un'unità di materiale. Re F8, cavallo G4, con l'idea di catturare la torre e poi penetrare con la donna. Se il bianco cattura la qualità avrebbe 2 pedoni e la qualità per il pezzo addirittura avrebbe un vantaggio di materiale. Nero sposta la torre e il bianco continua ad assediarla portando altri pezzi in attacco. Torre G5, a questo punto bellissima combinazione, deviazione del difensore. Cavallo F6, 2 punti esclamativi. Ora si minaccia la donna, il cavallo difende la torre, se la donna si sposta cade il cavallo e poi cade la torre. Dopo cavallo per F6, donna per G5. A questo punto il bianco continua ad avere un attacco decisivo e anche appunto un vantaggio di materiale, quindi il bianco sta attaccando gratis, o meglio sta attaccando col vantaggio. Donna E7, a questo punto torre F3, punto esclamativo, l'attacco continua in modo devastante senza lasciare al nero il tempo di respirare. Si nota che ovunque questo cavallo si sposti, non so, in G8, in qualunque altra casella, seguirebbe cavallo G6 sfruttando questo attacco raggi X lungo la colonna F che crea un'inchiodatura assoluta del pedone F che non può catturare il cavallo e ciò comporta come minimo la perdita della donna con vantaggio totalmente decisivo del bianco. E il nero giocò cavallo per D5 sfruttando il fatto che su E per D5 donna per E1 con scacco il nero sopravvive un po', c'è questo scacco, il pedone è quindi inchiodato, ma il bianco continua con E5 punto esclamativo. A questo punto si rinnovano le minacce contro questo cavallo, c'è l'idea di cavallo F5, il cavallo entra in gioco e su D per E5, torre per E5, ora l'attacco decisivo avviene lungo le colonne E, G, la donna si sposta e ora il colpo di grazia, donna H6, il nero abbandona perché il nero non può scappare lungo la colonna E, se il nero scappa sulla G arriveranno i colpi finali con torre G3, torre G5, torre G5, ma incredibile come in soltanto 30 mosse Abdusattorov abbia sconfitto il campione del mondo e il fortissimo giocatore veterano Michaleschi, volevo dire. E a questo punto spero che questa partita vi sia piaciuta e vedremo presto come si chiuderà il cerchio, vedremo presto la finale degli spareggi per il campionato del mondo tra Abdusattorov e l'ex sfidante del campionato del mondo a ritmi classici Nepomniachtchi. Ok, ci vediamo nel prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!